questa? Sono forse di Matera? No! Sono forse le cattive abitudini? No! Vedi dei take backs, ragazzi! Take backs! Qualcosa adesso la cappa da Drio. Ecco a te, Gaima! La Cristina, ragazzi! Siamo in macchina sua! No, Il take backs in macchina mia, mi dico che mano, ragazzi! E dopo si avvicina! Comunque, ragazzi, mi chiedo spiegare una roba adesso. Come mai, da quanto, come, perché sono nati i take backs? È nato tutto da un'idea, che avevo mica suonavo un sacco di gruppi, però mi ero rotto i coglioni che a ogni spettacolo non veniva mai nessuno. I baristi ne pagava dicendo quanta gente viene, questa roba qua mi dava troppo fastidio. Quindi ho detto perché non faccio una boy band veneta che non c'è, Quindi ho pensato bene di chiedere alle persone giuste di questo fiore, troia qua, che suonava anche io con i gruppi che abbiamo fatto dei concerti metà e metà. Mi suonavo con gli Overjoy, io suonavo con Version Nemesis. Ci siamo conosciuti e abbiamo deciso di prendere altri componenti, prima Michael, dopo Pippo, dopo Somare, e tutti ne abbandonano. Somare resta sempre da trio e quinte. E sempre. Siamo partiti con questa avventura di fare le canzoni delle boy band, solo boy band, perché noi altri non vogliamo prestare i piedi ai nostri amici Radio Sboro che fa altre cose. Che salutiamo tra l'altro. Ciao ragazzi. Ciao ragazzi. Ciao Radio Sboro! Per ora ci stiamo divertendo e continuerà così, vero Tomare puttana Giovannino? Sì. L'importante è divertirsi, ragazzi. Sì o no? Quello è l'importante. Sì, infatti bevemo anche. Gli altri se fermiamo al primo spritz. No, se fermiamo alla seconda media. Alla seconda media. No, che beviamo tutto locale. Che porco dedi! Cerchiamo di aspettare di tirarsi fuori le tette su sto momento. Dopo lo lasciamo alla fine del video, così come conclusione. Ah, non bisogna cambiare una tega. Infatti che abbiamo promesso agli amici Lumatera che a Cristina tirerà fuori le tette. Hai Lumatera? Sì. Beh, tiro fuori subito. Che forse un giorno che salirà in questa macchina. Tiro fuori qua. Adesso dopo che contemo. Proprio un pezzo di merda. Hai detto di Lumatera che un giorno te monterà in macchina. Non so cosa ti volesse dire. Ma Dio che moro. Quanto cattivo che posso diventare qua Cristina, sua panda. E invece ti Giovannino come gatto con su sgara. È una sgara praticamente, se come l'AIDS, se lo conosci lo eviti, se non lo conosci ti ammazza e lo capire. Abbiamo a che fare con H2NO, ti ricordi? Era sei fico, roba, dopo da fico si passa puttana a tomare. Appunto facciamo sto concerto insieme, cosa ho fatto l'errore della mia vita, dare il mio numero. Questo qua praticamente un giorno mi arriva un messaggio con un ieri era il compleanno di Giorgio Gozzo. No, aspetta. Di chi? Giorgio Gozzo. Perché ogni volta che siamo a G di Giorgio Gozzo, che sa tutto e tosate, sberia. Ma che sberia? Porco degli grassa e via! E senti ormai che i bacinelli dei cinesi non che ne sei più, perché se tutte quante paglione metti su e si sprodai a paiana insomma mi arriva sto messaggio: ciao fico, sto facendo un progetto, sei interessato? Devo parlartene. No, ha scritto you perché è troppo in italiano, cioè adesso ho una roba seria, ho detto guarda, mi sinceramente non posso dirti sì, perché se dico sì o sì. Sì per tutta la vita. Vabbè, se per caso, per sbaglio di nuovo siamo trovati in una festa in Casa dell'Amore, che salutiamo, ciao Casa dell'Amore. Ieri è il compleanno di Giorgio. Stavo a birra di Dovara, io pensavo che veramente stavo a seconda. Era vino rosso. Vino rosso, scusa, vabbè. Me lo ricordo per fine. Ecco, perché molto importante per e ora mi dice il primo bicchiere di vino rosso, io pensavo che però dico sì. Dopo il secondo anche al bullo. Dopo il secondo, sì, è vero. Salutiamo il bullo. Ciao bullo. Da bravo. Al secondo valutare però un 20%, sai che sei, però insomma dopo una carafa ho detto guarda, ho deciso sì, sei fatta Dio. È là come vuoi per tutti quanti. Sta benissimo, sta un momento veramente di amicizia appunto. E dopo da là come toccava a mangiarsi a te l'un l'altro. Sì, mi rimanevo qua fame ti? Sì, mi facevo casa che ruteavo, ma che l'assa di te ragazzi. C'è la legge di AL, no? Ah sì. Complicità tra noi. Pippo dove cazzo sei tornato a mare puttana? Questa è una canzone che è nata da una storia vera. Praticamente mi ricordo sullo Sboro subito. Metto un goldo in scarse. Insieme ragazzi. Sarete me partuto più brutto. Anche se è euro, la quando lavoro, salutiamo a euro, ciao.
Ha capito chi è Eulo? Chi sei Eulo? Chi è Eulo? Chiedi subito scusa Eulo. Chiedi subito scusa. Ah, la signora che non ti butti sotto. Facciamo tanto qui che beve roba, però vedi io sempre allacciate ragazzi. Sì. Sempre. Sì. Giovannino Sempre. se sul carregone Drio. Sì, per forza. Comunque sta canzone ha un perché, sì o no? Ha fatto ridere prima di attaccare, sì o no? Sì. Perché? Conta Giovanni. La scena del Pippo Vago. Sì. Vago. Vai. Vago. Vai. Ma praticamente ragazzi voglio fare le prove. Che il merda del Pippo Meneguzzi che salutiamo. Ciao, anche la mamma di Pippo Meneguzzi. Che era il terzo take backs. Sbagliando la tonalità della canzone in Praticamente partenza. all'inizio che ti basta il sogno. Torna a casa Che era scuro. Adesso mi sgarra e facciamo sentire come che sei partito sto figlio di Troia che ne ha cavato 10 anni di vita da quanto ho riso. Torna a casa. No, Ma c'è mai ne suonare ragazzi, siamo poeti. Non domandiamo neanche tanto. e questa scarica i gomitieri poi ci passo meglio in culo. Sì. Come che c'araccia, che gebo. Un saluto al Bula, ciao Bula. Un sacchetto e pa in testa e il ciccio fa festa. E dopo muoio sprombo del sudore. Capisci qua che sia soluzione. Somare. Un cuore domani ho bisogno di vinciare nella nuova gira. L'importante è venire me paraliami che il cuore ti capisce soddisfazione. Voglio una bella vigliata con la quale 50 euro pa' un bucate. Sapevo se era il bucate? Non me ne faccio mille volte neanche a te. Scusa, no, sa cos'è un bucate? Facciamo prima fatto vedere. Fatto vedere. Oppure ti faccio un schizzo. E così piazza! Vai Vai Michael, vai figa del Te ne tomare. hai abbandonato. Quando chevo ancora i camei. Dai giovane, dai. Valerio che fa cagare sta canzone, ma io mando proprio in figa. Valerio di Alitalia. Adesso Valerio. Ciao, canta il numero mio. Anche Matteo Moro. No, vai, io voglio sentire Matteo Moro. Matteo Moro, ragazzi, silenzio, facciamo sentire Matteo Moro. Se io sì. Matteo Moro. E ne ha fatto il Hai fatto? cantò. Senti. Cioè, grazie Matteo, grazie ancora. Joi, a me inizia a cantare con i take backs, ma mi non mi amare puttana. Cosa che siete meglio di un contatto di B. Cosa ne meglio? Si sono por via. Grito. Non fai il pompino. Gritos e tradizione. E vi pure un bel festone. Bel festone. Vai figa del tomare. Lindo. Grassa e tende! Da salutare un gruppo di Tosatei che stiamo cominciando a seguire, che venirà anche al nostro prossimo concerto a Mogliano e dopo anche il 9 al Portico, l'8 a Mogliano, 9 al Portico. Si chiama, spero non sbagliare, comunque se Grinton Crew. Grinton Crew è come si ragazzi, Ma siete che, a scherzare? e ne porta anche il Grinton giocato Ma porta dai! Grinton Crew, e questo qua sarà, si vuole, mi lo dedicare che dedico come inno Da ora e per sempre. Se volete sentire sul disco che dovevi comprare, che si chiama Maiade Figa, peccato che sia Giovannino, però insomma è bello stesso. Il primo CD che se qualche volta al culo parla di un Qualche culo volta. bellissimo che lo vedi solo qualche volta. si pincia quella. Adesso sua mamma di qualcuno che pince Porco. perché ieri era un po' MILF, forse ieri era anche Gilf. E così piazza! I nostri 12 CD ragazzi, venite ai nostri concerti, comprateli, in due fanno 10 euro, altrimenti 5, 7, in due fanno 10 euro. O se no, tu puoi 10 pagare in euro. natura anche. Le ragazze solo con bocchini. Mi posso assistere ai Grazie. bocchini e me ne il cucco da solo. Sì, Ma io devo uscita. Sì o no? Ti ho detto, ma hai fatto sta roba? Ti assetto a legge del Dio sul culo ai tosi. Comunque, la prossima canzone. Ah, vuol dire che cosa pensa? Allora te sai che Te parla che tolta la abbreviare. cintura Senti, fallica. Era proprio meglio essere gay. Ragazzi, questa è la prima canzone che sta scritta dai Take Backs. E se tu non sapevo andare in fabbrica. Dice che la tende oggi e ma problemi di tutti che va dai sky. Sei da buona, sei
tira fuori. Guardate queste robe che potrebbe essere molto Molesto. Ragazzi, cantate tutti insieme con i Take Backs al karaoke della Cristina. Lo spara col furgone del faro. Qualche volta il cuore, ragazzi. Qualche volta. Sognienda e si è. Non so più buon dormire perché pensati. L'avevo vista passare in boss col goldon che altro non fa che cagare sei. Vestitini e borsette del vino. Con degli alicomi che bastava un panino e una birra e giavane casa mia un fucchino, qualche volta il culo a no, perché dai film design in su tutte quelle che vedo e vestito e sprego vado qua mia amica Spris ma qua amica io te spaccava via. Chissà se limonarò, oh, oh. Cori vai sta al mare se viene il file petati a prosacco e te temporale per i sogni se ne vedono. Poi Take Backs sei sempre in sta. Ragazzi, qui termina la prima puntata di karaoke velatissimo. Oggi ospiti i Take Backs. Nella prossima puntata vedrete sorpresa. Cori vai sta la Cristina karaoke. Lo seu dettaglio. E a me dico che moro, A me dico che moro, con te vedo che sparo, oh, a nome Tagnopi, mi sa molto più meglio del bel, perché qua, mi so figo bueo. Ciao ragazzi! A me sta massa in il culo. A me sta massa in il culo. A me sta massa in il culo. A me sta massa in il culo.